29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Buona prima! Ciao ragazzi, benvenuti nel salotto del carpista. Oggi siamo con Maurizio Colacicco, Sales Manager per Mivardi Italia e Team Manager del Team Italia. Ciao Maurizio. Ciao ragazzi, come state? Vediamo insomma che hai la scritta Mivardi un po' dappertutto. Esatto. Vuoi parlarci un po' di questo marchio? Allora, Mivardi è un'azienda della Repubblica Ceca che nasce all'incirca 20 anni fa. È nata per prima, diciamo, nel mondo del feeder e della pesca al colpo. Poi negli ultimi anni si è ampliata anche nel mondo del carfishing, si è ampliata. Quindi con una gamma, diciamo che a catalogo abbiamo una vasta gamma di prodotti che compriamo un po' tutto il range del mondo del carfishing, dalle tende, la minuteria, canne, guadini, sacche, sedie, abbiamo un po' di tutto praticamente nel nostro vasto catalogo. Quanti anni sono che collabori con Mivardi? Allora, io sono da Mivardi dal 2022, sono entrato. Però, subito, diciamo, sì, hai scalato la vetta. Dopo 2 anni c'era il vecchio team manager che per problemi personali ha mollato un po' la presa e l'azienda ha chiesto a me di proseguire in questo progetto e cercare di espandere anche il marchio nel mercato italiano. Ah però, bello bello. Mauri, posso farti qualche domanda personale sempre inerente al carfishing? Certo. Quando hai incominciato l'approccio a questa passione? Diciamo che l'approccio con il carfishing è nato una ventina di anni fa, forse anche qualcosa di più, ma per puro caso, che entrai nel mio negozio solito dove mi servivo di pesca, perché io, diciamo che con la pesca ho sempre pescato, quindi pescavo trote all'inizio e ogni tanto andavo a qualche carpetta nel fiume con la canna all'inglese, con il cecio, proprio i ceci piccolini, quindi così. Sì, poi entrando nel mio negozio di fiducia trovai una videocassetta. Cioè di pescare, mi sembra che era pesca in video, c'era Ripamonti comunque, quindi una videocassetta, e da lì praticamente guardando questa videocassetta mi si è aperto un mondo davanti. Quindi pian piano ho cercato di scoprire sempre di più cosa fosse questo carfishing e avvicinarmi a questo mondo. E da lì la passione è diventata una malattia. È arrivata una malattia, sì, è arrivata. Beh, bello. Ma Mauri, se posso chiederti, sì. Sui social c'è sempre questa sorta di guerra, questa differenza tra carfishing in libera e carfishing a pago. Tu hai voglia di dirci la tua opinione? È una diatriba che secondo me non morirà mai oramai. Io sono per vivi e lascia vivere, cioè ognuno è libero di pescare dove vuole, anche perché non posso giudicare una persona che va a pesca a pago, perché magari ha meno tempo di me o non ha un posto vicino da dedicarsi per pasturarselo, per farselo, quindi anch'io pesco in qualsiasi acqua, basta che c'è pesce. Giustamente, se devo andare in una cava a pago, cerco di scegliermi una cava che sia gestita in una determinata maniera, ovviamente, perché sul pesce volante, sul fly carp, su questo sono d'accordissimo, quindi cerco di scegliermi le mie cave con una gestione che sia sana. Questo sì, però io pesco dappertutto, pago, libera, a me non mi interessa e neanche mi va di giudicare altre persone che lo fanno al posto mio. Assolutamente, sono d'accordo con te. Infatti anche i miei ragazzi del team sono liberi di pescare ovunque vadano, sì. Cioè non c'è questo problema, non li costringo a dire no, voi dovete andare solo in libero, voi dovete andare solo lì, no, per me sono liberi di pescare dove vogliono. Grazie Mauri. Figurati. Vorrei continuare con le altre domande. Certo. Posso chiederti, magari quando tu incominci l'approccio a una sessione, pensi principalmente a un target fish o vai per la natura? No, allora, non sono di quelli che rincorre i record. Infatti a me non mi vedrai mai a frequentare un lago solo perché so che la taglia è altissima e posso fare il pesce del record. Io vado a pesca dove il posto mi piace. Prevalentemente poi il pesce, quello che viene va bene, che sia una carpa da 2 kg, una carpa da 25 kg, per me lo stimolo è lo stesso. E la passione è quella e l'adrenalina di prenderla è sempre la stessa. Bello, bello. Quindi non ho di queste distinzioni. Ma l'importante è che ci sia pesce e si pesca, stop. Basta. Ti ringrazio Mauri. Dove ti troviamo sui social? C'è un sito, Mivardi ha un sito? Sì, Mivardi ha un sito www.mivardi.com e poi abbiamo la nostra pagina ufficiale del Team Italia, Mivardi Italia, cioè
Che è gestita da te? Sì, gestita da me, ho preso le redini anche della pagina, quindi pian piano stiamo cercando di portare il marchio, diciamo, cercare di farlo apprezzare anche qui in Italia. Quindi se uno dovesse scrivere a Mi Bar d'Italia, tu sei... Sì, rispondo io in prima persona. Quindi Ok, anche qualsiasi ragazzo che ha avuto qualche problema con qualche prodotto mi può contattare, che comunque o contatta i nostri negozianti o contatta me, comunque tramite l'azienda cerco sempre di risolvere tutti gli arcani o i problemi che potessero nascere o potrebbero nascere da qualche prodotto difettoso. certo. Vabbè Mauri, io non ti voglio rubare troppo tempo, ti ringrazio tanto di No, grazie avermi a te. dedicato 2 minuti, Grazie a te, è un piacere. tu lo sai che è sempre un piacere vederti. Un'altra cosa, vi aspetto il 7 e 8 febbraio a Car Parma, perché quest'anno saremo anche al Car Parma noi. Questa è una buona notizia. Sì, quest'anno faremo la fiera ufficiale a Car Parma, quindi saremo presenti con il nostro stand. E in più, per chi verrà, deve seguire le pagine, ci sarà una grossa sorpresa per chi viene a trovarci allo stand, che sveleremo più in là però questa. È una chicca, insomma. Sì, questa è una chicca, abbiamo in serbo una cosetta per tutti quelli che passeranno allo stand. Rimaniamo aggiornati. Sì, seguite le pagine, rimanete aggiornati che ci sarà una sorpresa per tutti. Grazie Mauri. Grazie a voi ragazzi, un Ciao. saluto, alla prossima, ci si becca sui laghi.